tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Sono le parole dell'Apostolo Paolo e noi le facciamo risuonare in questo nostro pellegrinaggio in cui ci uniamo ai nostri progenitori e rinnoviamo nell'oggi una tradizione che ci vuole ancora Chiesa, che ci vuole città. Venezia ha rinnovato così il suo legame e devozione con la Madonna della Salute e mai come quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, il pellegrinaggio dei veneziani della città d'acqua e di terraferma è stato davvero incessante. Durante il pontificale, trasmesso questa mattina in diretta su Antenna 3, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraria, ha rivolto un richiamo forte alla tutela delle fragilità. Il bene comune, il bene dei più fragili, perché è qui che si misura la civiltà di una società. Ed è questo il filo conduttore che guida la nostra Chiesa che in Venezia in quest'anno, nel nuovo tratto di cammino sinodale, c'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno di affetto, c'è bisogno di persone disposte a camminare con gli altri. Poi, dalla scalinata della Basilica dell'Onghena, la benedizione alla città, anche per tutti coloro che non sono riusciti ad entrare in Basilica, e la lettura della bolla con l'indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco. Nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi